Il centro di Treviso semideserto. Strade e vie senza anima viva, di giorno come di sera. È la stessa fotografia della città fatta da Rivivere Treviso e raccolta in un dossier fotografico consegnato alla Giunta. Sotto accusa il vuoto e il deserto dopo i primi provvedimenti di pedonalizzazione del centro. No, è un presente che abbiamo fatto alla Giunta, è una cosa simpatica, in una carta patinata e colorata, tutta una serie di vie e piazze in qualsiasi ora del giorno, della settimana, assolutamente deserte, ma questo sarà un ricordo della città viva di Treviso. Un vertice, quello voluto dall'Associazione di Commercianti, giunto dopo i veleni e le accuse delle scorse settimane, dove si paventavano anche le cifre della pedonalizzazione, incassi di bar e negozi in caduta libera anche del 50%, centinaia di posti di lavoro a rischio. Treviso ha bisogno senz'altro di sviluppo, per cui una riunione come questa serve proprio per dare un segnale positivo della situazione, che così non può andare avanti. 2 ore di confronto con la giunta al completo e con i super manager, cui il comune ha affidato il compito di mettere nero su bianco idee, progetti ed eventi per rilanciare la città. Per cui conto molto sull'intelligenza di tutti, sia dei commercianti che dell'amministrazione, per arrivare a una sinergia comune. Il dialogo è cominciato. A questo incontro seguiranno altri faccia a faccia. I problemi nel frattempo rimangono. Ma l'amministrazione, io penso che oggi abbia capito, perché abbiamo parlato assolutamente con persone intelligenti, che Treviso è in grande sofferenza, che certo non dipende dalle scelte semplicemente della Giunta, ma anche da fattori contingenti economici. Diciamo assolutamente che anche la Giunta deve attuare delle fasi che aiutino a risolvere questa crisi, non a penalizzarla ulteriormente. Le attività storiche nel centro avranno altri incontri con l'amministrazione comunale. Questo è il primo di una serie.